Allora, cari telespettatori, siamo con Sergio Taurino, che è presidente regionale ADOC, Associazione di Consumatori, e parlando di consumatori, Presidente, prima cosa c'è un'indagine che è stata avviata relativamente all'aumento che appare al consumatore notevole dei prezzi per il carrello, per i beni della spesa ordinari. Che cosa ci dite? Che cosa avete anche voi riscontrato e che cosa si può fare? Allora, erano già 2 anni che noi avevamo riscontrato una disparità tra l'inflazione, quindi gli aumenti dei prezzi dall'inflazione, e l'aumento dei prezzi nella grande distribuzione. Non è stato mai verificato bene quale fosse il gap e quali fossero le motivazioni per cui questa grande distribuzione ad oggi, di fronte a un'inflazione del 17%, è arrivata a un 24,5-25 circa, no? Per cui si pensava che la grande distribuzione dovesse essere, diciamo, il fulcro per calmierare i prezzi. Invece, a quanto pare, la grande distribuzione adesso si sta, come dire, svelando anche come un veicolo anche di aumento dell'inflazione, perché chiaramente se i prezzi aumentano nella grande distribuzione... Quindi nella filiera, diciamo che sta nella filiera. Quindi bisogna indagare dov'è il punto che si inceppa il meccanismo. Se loro dicono che non aumentano, se questi non aumentano, per esempio gli agricoltori lamentano di essere strozzati, alcuni produttori anche, e però la GDO risponde: io non c'entro. Qualcosa però in questa benedetta lunghissima filiera non funziona, perché il consumatore alla fin fine paga tutto lui, o no? Certo, allora la filiera della grande distribuzione è una filiera che noi abbiamo sempre tenuto sotto osservazione, perché essendo lunga, cioè quindi ci sono vari passaggi, 3 almeno, nella grande distribuzione, potrebbero provocare anche questi aumenti. Però se l'aumento dei prezzi poi supera anche l'inflazione, quindi io consumatore finale mi trovo nella situazione di dover pagare quasi nella grande distribuzione, quasi lo stesso prezzo del chilometro zero, del piccolo mercatino, eccetera, comincio a pensare che la grande distribuzione deve incominciare a fare o una rivoluzione dentro se stessa, oppure, come adesso l'indagine sta svelando, ci sono dei passaggi che sono un pochettino patologici. Adesso vedremo comunque il pronunciamento finale, però sicuramente c'è un fatto, che la grande distribuzione era partita col piede giusto, dando la possibilità a molti consumatori di poter scegliere anche qualitativamente e quantitativamente, e invece adesso ultimamente questa grande distribuzione sta segnando il passo e forse dovremo rivedere anche le nostre modalità di consumo come consumatori. Quindi, cari consumatori, cercate di non preoccuparvi, non c'è niente di preoccupante, però sicuramente queste modalità di passaggi non sono sicuramente auspicabili da parte dei grandi gruppi. Parlo di grande distribuzione. Certo, assolutamente. Allora, Presidente, io la ringrazio del suo intervento, ringrazio voi telespettatori di averci seguito e naturalmente a presto.